Amici sportivi, tifosi del Bassano e non solo, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento serale dedicato allo sport di casa nostra. Ho detto tifosi del Bassano, quindi ho già spoilerato diciamo che puntata sarà quella di questa sera. Una puntata a forti tinte giallorosse, perché abbiamo il piacere di ritrovare nel nostro studio il direttore sportivo del Bassano, Francesco Sacchetto. Buonasera direttore. Buonasera Alex, grazie dell'invito. Allora, tante cose di cui parlare con il DS del Bassano, perché insomma il campionato entra adesso in quello che è definito un po' la fase calda, no? Il girone di ritorno, si dice sempre è un nuovo campionato, adesso insomma è il momento di fare quei punti che poi danno insomma forma e danno fisionomia a quella che sarà poi la classifica di questa stagione. Classifica alla mano, direttore, vediamo il Bassano a 33 punti, meno 6 dal primo posto. Una classifica, direttore, come la giudichi? È giusta per insomma tutto quello che ha fatto il Bassano finora? Si poteva fare qualcosa in più? È un campionato ancora aperto? Allora, sì, è un campionato ancora aperto perché come hai detto tu il girone di ritorno è sempre un campionato a sé stante. Siamo a 6 lunghezze della capolista ambrosiana che affronteremo proprio domenica, perciò abbiamo l'occasione per così dire accorciare le distanze. Sicuramente ci mancano alcuni punti, soprattutto delle prime gare dove avevamo delle defezioni. Ecco. Questo sì, comunque abbiamo il giro di ritorno per dimostrare che Bassano siamo. Anche perché insomma è giusto ricordarlo che un po' tutti dopo le prime giornate magari avevano anche ipotizzato un campionato un po' più complicato per il Bassano, invece da metà diciamo del girone d'andata avete inanellato una serie di risultati impressionanti, ne parleremo tra poco. Questo testimonia quanto forte sia insomma il Bassano e quanta possibilità ci sia di ottenere qualsiasi risultato. Parliamo sempre però della classifica, direttore, perché c'è un dato curioso che magari a inizio stagione in pochi questo se lo sarebbero aspettato. Dei 33 punti fatti dal Bassano, 9 raccolti in casa e 24 in trasferta. Delle squadre di vertice, il Bassano è quella che ha fatto più punti in assoluto in trasferta, ma è quella che ne ha fatti meno in casa. Ora, detto questo, si è sempre parlato del Mercante, il fortino Mercante, il fattore casa, il pubblico del Mercante, uno stadio che mette soggezione un po' anche agli avversari. Come mai quest'anno invece in casa si fa più fatica? Hai detto bene ancora una volta, ne abbiamo discusso anche su questo aspetto qui e di fatto il Mercante è sempre stato il fortino. Sì. E in questo caso si fa un po' più fatica, però devo dire che il faticare a far punti, a parte il fatto che abbiamo in questo momento del giro di ritorno più partite in casa rispetto a quelle dell'andata, perciò a maggior ragione ci dovremmo un attimo sì. assestare su questo. L'effetto Mercante lo subiscono più che i nostri giocatori, molto probabilmente le squadre avversarie, che vengono e stanno più accorte rispetto a quando giocano nei loro campi. Assolutamente. E poi sappiamo da sempre che chi viene a Bassano dà il 110%. È la partita della stagione, esatto. Per chiunque insomma, per chiunque. Quindi insomma bisogna trasformare, ritornare insomma a trasformare il Mercante in quel fortino che negli scorsi campionati insomma ha visto la squadra giallorossa veramente risultare quasi imbattibile fra le mura domestiche. E continuiamo a parlare un attimo di dati, un po' di curiosità su questa prima parte di stagione. Bassano che allenato da mister Ezio Glerian, sappiamo quanto insomma il suo gioco sia corale, sia un gioco che coinvolge tutta la squadra e infatti sono andati a segno 11 giocatori finora con la maglia giallorossa, però se escludiamo quelli che hanno segnato un solo gol, sono 6 i giocatori che diciamo, l'hanno buttata dentro più volte insomma, in questa stagione. Si tratta di Bunafà, Lukanovic, Peotta, Zuin, Chia e Marchiori. Ora, direttore, questo come lo dobbiamo considerare questo dato? Come dicevo prima, perché insomma è un gioco che premia tutti, non c'è il classico bomber
da 25-30 gol a stagione, oppure è uno scatto da fare quello di migliorare, insomma, in fase realizzativa? Ma diciamo che il gioco di Ezio Glerian comunque è un gioco che permette ai giocatori offensivi di inserirsi in qualsiasi momento, perciò questo ventaglio che mi hai presentato di giocatori che finora hanno realizzato il loro gol è testimonia appunto che è il gioco dell'allenatore che implica questo, di non avere il classico bomber da 30-40 gol all'anno, ma di avere i gol distribuiti su magari il primo quarto della rosa, ecco. E mi auguro comunque che i giocatori rosa, perché ne hanno anche dato ampia dimostrazione lo scorso anno, e non mi riferisco solo ad Antonio Lukanovic, dove nella metà di stagione ha fatto 13 presenze e 11 gol, vuol dire che comunque era una garanzia del lato realizzativo. Mi aspetto che comunque si prosegua su questa direzione, se non che si migliori su qualcun altro, ecco. Direttore, non parliamo mai dei singoli perché è sempre complicato per gli allenatori, per i direttori sportivi, insomma, andare a commentare il singolo giocatore. Però una piccola parentesi su Solomon, perché insomma è un giocatore che magari su cui non tanti potevano scommettere, no? Giocatori della Virtus Romano, insomma, giocato in categorie più basse, eccetera, però insomma è un ragazzo che si sta ritagliando il suo spazio, interessante. Sì, Solomon è un giocatore che definirei simpatico come prima caratteristica, e non guardo il lato tecnico perché lì c'è già un allenatore che sa e ha saputo inserirlo ampiamente nella nostra rosa, e domenica scorsa ha realizzato anche il suo primo gol. E poi una caratteristica che mi piace molto è l'umiltà di questo ragazzo. Questo ragazzo si allena in silenzio, e quando trova posto in rosa sostiene comunque i compagni anche dalla panchina. Io lo vedo molto partecipe al gruppo che si è creato, è un po' il Kanté, lo chiamano così, ecco, in spogliatoio. Insomma, gli auguriamo, basterebbe un decimo della carriera, insomma, della carriera di Kanté per essere più che soddisfatti. Siamo in periodo di, insomma, gennaio, si legge dappertutto di mercato, movimenti di mercato, insomma, dalla Serie A in giù, quindi insomma siamo tutti contagiati un pochino dalla febbre del calciomercato. Calciomercato Bassano? Bassano, diciamo che con l'arrivo di Emilio Brunazzi ritengo che per il 95% sia chiuso il nostro calciomercato, e abbiamo fatto di fatto un inserimento dopo le partenze di Alberto Salata, e per noi in questo momento per il sistema di gioco ci riteniamo a posto, poi restiamo ovviamente vigili al mercato perché... Direttore, sai che quel 5% che hai lasciato aperto fumenta, dà adito a 1500 ipotesi e illazioni su possibili trattative. Comunque, scherzi a parte, diciamo che la fisionomia della squadra non verrà stravolta più di tanto, insomma, ma come sempre si rimane vigili sul mercato per l'opportunità, per l'occasione, ma una parolina, visto che insomma l'hai citato, su Emilio Brunazzi, che è arrivato dal Cartigliano, giocatore di grande esperienza, giocatore di grande spessore umano anche. Sì, detto bene, solitamente sono sempre le frasi che sento dire, no, dai lavori si cerca un uomo prima che il giocatore. Io penso che Emilio sia veramente un uomo prima che un calciatore, e so che ci darà per esperienza sicuramente una mano in spogliatoio con i giovani e poi in campo. Lo ha già dimostrato anche. Assolutamente, assolutamente. Direttore, progetto con Mister Glerian, ora già da inizio stagione, insomma, anche con altri esponenti del Bassano, con lo stesso anche presidente, abbiamo ipotizzato un progetto a medio-lungo termine con il Mister, nel senso che non c'era l'obbligo tassativo di vincere il campionato subito quest'anno, ma di costruire qualcosa di importante. Poi sappiamo tutti quanto Mister Glerian sia abile a valorizzare la rosa, a far crescere i giovani, eccetera, eccetera. Ora, detto questo, a che punto è il progetto? Nel senso, dopo un girone d'andata e insomma adesso che siamo a gennaio, a che punto siamo sulla fase di sviluppo di questo progetto?
Sicuramente siamo partiti quest'anno con mister Ezio Gleria, il sistema, il suo modulo, il sistema di gioco è stato poi pian piano appreso e digerito anche dai giocatori, siamo a un punto sì di iniziale sviluppo. Ecco, questo. Non abbiamo, come hai citato tu e ha citato il Presidente nelle occasioni in cui è stato qui, l'obbligatorietà di vincere subito. Noi faremo certamente il nostro meglio perché certo. è quello che siamo chiamati a fare, soprattutto quando rappresentiamo una città come Bassano. Non escludiamo nulla da qui verso la fine, conteremo alla fine quanti punti abbiamo fatto. E per quanto riguarda appunto il progetto, sì, lo ritengo agli inizi. Direttore, uno sguardo al campionato, adesso al di là della classifica, ma insomma Clivense, Ambrosiana, Vigasio, quale squadra di quelle che insomma avete affrontato vi ha impressionato un po' di più? Perché insomma il Bassano, sappiamo, tutti, dalla parte opposta tutti dicono il Bassano, no? La squadra più forte, la squadra con più potenzialità, il Bassano. Chiediamo al Bassano invece, qual è la squadra che da avversaria insomma vi ha impressionato maggiormente? Allora, sono curioso di vedere comunque il Cornedo, il nuovo Cornedo. Il nuovo Cornedo, sì. Perché è la squadra che si è mossa di più in questo finestra di mercato. E dimostra il fatto che ha fatto un risultato utile anche domenica contro la Clivense, perciò vuol dire che è una squadra che per mentalità sicuramente verrà fuori diverso dal primo parte del campionato. La squadra che mi ha personalmente, allora inutile dire i soliti nomi, però dico l'Ambrosiana a me è una squadra che è piaciuta. Per potenzialità devo dire la Clivense, perché comunque sia lato tecnico che economico non possiamo dimenticare che la Clivense è una squadra che impressiona molto. Poi non vado a escludere il gioco del Mestrino che abbiamo affrontato proprio domenica. Hai fatto bene a sottolinearlo, hanno un impianto interessante. Sì, veramente un gioco sia dal punto di vista del gioco che l'attacco è l'attacco che mi ha impressionato di più, anche come appunto grinta, come fame, che è quello che si chiede sempre ai giocatori. Assolutamente. Direttore, siamo in chiusura, insomma una piccola parentesi sul settore giovanile, nel senso si investe in figure professionali, in educatori, nella crescita di un settore giovanile, un piccolo bilancio complessivo, 30 secondi su come stanno andando le cose con i più giovani. Con i più giovani, partendo dalla juniores, no? Abbiamo la juniores sia regionale che provinciale, e sta andando bene. Sta andando bene, i risultati insomma, danno dimostrazione. Non guardiamo solo ovviamente la classifica, ricordiamo che abbiamo dei giovani che vengono integrati durante gli allenamenti anche con la prima squadra già per mostrare qual è il calcio dei grandi, diciamo, ecco. E siamo contenti di questo. Sappiamo che con Ezio Gleria non poteva essere diversamente, ne siamo contenti di questo, la scelta è stata anche per questo motivo e tutto sommato ritengo che sia positivo anche quello che sta facendo il settore giovanile con Tessarollo che avremo ospite settimana prossima oltretutto, quindi insomma per gli approfondimenti e i dettagli sul settore giovanile vi rimando fra qualche giorno di pazienza e avremo insomma anche Gian Antonio Tessarollo qui per fare il punto sulla cantera giallorossa. Siamo arrivati alla fine di questa nostra chiacchierata piacevole come sempre con il direttore sportivo del Bassano Francesco Sacchetto. Grazie direttore per la disponibilità, grazie al Bassano Calcio e grazie soprattutto insomma a tutti voi che ogni sera sempre numerosissimi ci seguite. Non mi resta che darvi appuntamento a domani e ringraziare la regia di Fabio Verin e Alessandro Costa Curta. Appuntamento a domani.